Stiamo salendo al piano superiore del Pala Cultura di Messina, dove si sta svolgendo una manifestazione sull'argomento del ponte. Abbiamo qua i forconi che arrivano alla spicciolata da tutta la Sicilia. È già arrivato Mariano Freddo. Associazione Umanesimo e Solidarietà. Qui. Questo è Molte volte l'aspetto del collegamento ferroviario viene molte volte trascurato, nel senso che molte volte si pensa a questo collegamento come un collegamento per la vettura camion, in realtà c'è un valore aggiunto dalla presenza, questo è un ponte, anche un ponte ferroviario, anzi ci sono molte ricadute che secondo me derivano da questo è il nuovo museo di Messina, Galleria d'Arte Moderna. Qui abbiamo i progettisti del ponte che stanno spiegando di che cosa si tratta. Associazione Umanesimo e Solidarietà Portamegni Messina. Patrocinio: Regione Siciliana, Provincia di Messina, Comune di Messina, Camera di Commercio, Industria Artigianato, Centro Servizi del Volontariato, Rotary, Confcommercio, Mondo Nuovo, Messina, Obiettivo Ponte, Istituto 900. Questo è il Pala Cultura, che è stato inaugurato proprio con la presentazione del progetto del ponte un paio d'anni fa. Una strana inaugurazione. I progettisti sanno tutti che il ponte non si può costruire, continuano a sfruttare questa barzelletta del ponte per cercare voti.